Culetto. Ah! Macello, è culetto. Quando me lo spiego sono giusto anche quando mi cucca. Dai, che così. Finalmente è sabato, sto arrivando mon amour. Niente lavoro, niente stress, solo notti di follia. Un bel weekend al mare, finalmente è sabato, di sicuro partirò. Ma mi dispiace piccolina, stai tranquilla, non ti sposerò. Perché son giovane, forte, vigoroso, sono un uomo libero, sempre disponibile. Che fatica sta sono giovane, forte, vigoroso. Toglito Gesù. Concetta, Concetta, ti raccomando Concetta, quando ti chiamo, chiama subito, Non te ne andare da campagna come tu solito. Concetta, ti raccomando. Va bene. Federico, sogno io sono Maria. Federico, se ci sei, batti un colpo. Federico! Sono muta! Ma che gridi? Che grida a fare? Ma che ti pare che siamo mercato qua? Grida! Mamma mia, quanto stai facendo esagerato. Un gordo mi stava facendo rompere. Ma così là usciamo. Ah, vedi che qua siamo un palazzo serio, Un condominio serio, con amministratori serissimo. Se chi si sente fare buci, si piglia con mia e mi caccia, ho capito? Mi caccia. Culetto. Ah! Macello, è culetto. Quando me lo spiego sono giusto anche quando mi cucca. Dai, che così. Finalmente è sabato, sto arrivando mon amour. Niente lavoro, niente stress, solo notti di follia. Un bel weekend al mare, finalmente è sabato, di sicuro partirò. Ma mi dispiace piccolina, stai tranquilla, non ti sposerò. Perché son giovane, forte, vigoroso, sono un uomo libero, sempre disponibile. Che fatica sta sono giovane, forte, vigoroso. Toglito Gesù. Concetta, ti raccomando Concetta, quando ti chiamo, chiama subito, Non te ne andare da campagna come tu solito. Concetta, ti raccomando. Va bene. Federico, sogno io sono Maria. Federico, se ci sei, batti un colpo. Federico! Sono muta! Ma che gridi? Che grida a fare? Ma che ti pare che siamo mercato qua? Grida! Mamma mia, quanto stai facendo esagerato. Un gordo mi stava facendo rompere. Ma così là usciamo. Ah, vedi che qua siamo un palazzo serio, Un condominio serio, con amministratori serissimo. Se chi si sente fare buci, si piglia con mia e mi caccia, ho capito? Mi caccia. Giuro che ti faccio deccare l'ugna di vetro. Io mi sono deccavo. Federico, Sì. Federico, tu sono Maria, una gran brava cristiana, sai, sì. Ma parla sempre di Dio, ma sai, ti assicuro che mi dice sulle cose belle. Che bella sì? sta vestaglia. Sì. E che ti dici di me, per curiosità? È troppo bella sta vestaglia, piace? sì. Ma cara che te. Sì, pure. E sai che mi dice? Mi dice che tu l'hai ranni. Come?
Sì, già si poteva di piccerino che tu l'avevi ranne, assai ranne. Ma che cosa? Sì, poi dissi, meglio di da qui che ti può conoscere, no? E te devi nascere da piccerino. Ma che capisti? No, ma scusa, Ugore, che capisti tu? Ugore. Visto che tu hai un cuore ranno, quanto sta casa, sì. Che poi sì, un buon figliolo, onesto, lavoratore, bravo, che sei un uomo di cottura, che ti piace viaggiare, conoscere tanta gente. Sì, sai, Fede, mi piace, ma ti chiamo Fede, come si chiama Fede? Pure a me mi piace viaggiare. Senti ferma questa cosa che mi sta suonando. Che sei scazzoso, Ma no, mamma mia, ma che brutta. Senti, ma ti piace viaggiare? Un stato. Sai, io quando ero ragazzina, giovincella, signorinella, come te le dire, sai, ho viaggiato da tanti bellissimi posti, ho visitato. E dove sei stata? Sono stato a Merri. A Merri? Sì, Barcellona. Barcellona. Sì, Calderà. E Calderà pure. Calderà. E poi Sant'Antonino e Lutunnaro. Pure Lutunnaro. Sì, ma ti assicuro, sai, che come ragazzo io ora stai. Non so se capisci tu a che cosa mi vuoi dire. Sì, la prima cosa che mi vuoi dirmi solo fucchista, sì. Ma ti assicuro che io ho degli occhi degni, perché il matrimonio è andare così come una scia, pura come una colonna. Ah, sì, guarda, anche se la cosa per me non è importante, però devi spiegare. È bello che sta bene sto fazzoletto. Ecco qua, caffè doc, naturalmente, come faccio io caffè non fanno un rossaggio, lo concetto, ma da che crema, te ne metti a due cucchiare a te ha una sulla Oh Gesù, Santa Maria, come sono venuto? Che bello, buonissimo, troppo dolce. Ah, San Giovanni e San Lorenzo, lo vado sto caffè Domenzo, per favore. Concetta, guarda, vedi che fai, ora tu te ne vai e ne vedremo più tanto quando fatto da io poi scendo io, va bene? Aspetta a me. Questo sicuramente sarà l'amministratore, guarda. Io non me ne chiedo appena senti una parola chioi, subito scopacca. Stai tranquillo, guarda, vai, io ho il cattivo buono, vi fate per lavorante, guarda. Io dico qua, io studio. Lascia stare, non ci dire niente, fallo già se... vabbè, non ci dico niente, ma io vado, ulao, da destra fine vedi. Oh, scusate, forse ho sbagliato. E lei qui, s'accomodi. Prego, s'accomodasse. Federico! Alfredo, ciao! Pensavo di aver sbagliato carta. Come stai? Ciao! Così, come vai da queste parti? perché... sai che non scende mai? Ti facci sta camera... Però, te potevi pigliare più figliola, però. Scusate, signora, lei è polacca, albanese, rumena? No, vengo da Cuba perché non si vede. Alfredo, chi sta a mesoro? Maria, mesoro. Scusa, Federico, però mi potevo dire prima, ma scusare. Non gli manco tempo di chatare, scusa. Scusate, sapete, in questa casa i film non sono una rarità. Davvero, che bella consolazione. Sta consolando assai. Comunque, non si sbagliò da assai. Sono la sorella cameriera di Federico. Piacere, Maria Baroni. Piacere, Alfredo Tramontana. Grazie. Molto piacere, veramente. La ringrazio. Veramente. Se me lascia a spalla, possibilmente non muovero. Non si accorge. Grazie. Senti, come mai veniste qua stamattina? Che dici? Come, da queste parti? Devo domandare una cosa, ma... Dimmi una cosa, ma è questo l'amichetto, diciamo, che viene sempre a campo di trova, da me a questa parte, e lei l'amichetto dei miei frati? Sì, sono Alfredo, l'amico di Federico. E Bandito, un pastoreggio. Davvero, Bandito. Non te ne hai accorgiuto di questi scappi, che sono belle, questi donasi. Vedi che sono belli? Ma perché di catena? E che fa? Fatto pure lei con me frate? Ah, dici di Pavaleggi? No, è che Federico me l'aveva prestato tanto tempo fa. E oggi me l'ha buttato. Guarda che sì. Ma dicetemi una cosa, voi quanti anni avete? Tu ne venite così? Senti Maria, affiniamo, affiniamo. Ma è giusto per intavolare un discorso. Guarda, Felice, te ne puoi andare avanti. Oh. No. Come no? Assolutissimamente, io da qua non mi muovo.
Come? Forse è meglio ogni più tardi, senta a me. No, tu non ti muovere, caite. Sì, forse è meglio, forse ne vai tu. No, forse è meglio, ma tu non vai tu, avanti. Vai, domani vieni, va bene? Avanti, No. Come no? Ti dissi che io domani possibilmente non ci vengo, sperando a Dio. Quindi se tu vuoi oggi, se nunca, cosa quando se ne parla che io posso venire a casa di sgrescio? E allora guarda che fai, Ti stai in un stanzeletto e comincia da Daisha e non ti muovere da Daisha per un altro motivo, va bene? Capito. Forza, cerca Me ne vai da da. Sì, va bene. Lei ancora sai che si atteni? No, più tardi me ne vai. Avanti, va bene, forza. Bene, allora la saluto, signora. Arrivederci, Frigo. arrivederci. Arrivederci, figlio. Arrivederci. Te ne vai da qua. Federico, Avanti. vado di là. Qua, avanti, forza. Scorri, forza, vai. Ciao. Ah, mia, Te ne vai, la pettegolazza mamma mia. C'è una cosa, sta valigia metto lo sgabozzino. Sì, fammi favore mentre la gioco, ma non si sopporta, ma credo. Davvero, Federico? Ma sa basta la vita. Senti una cosa, sbaglio, ho da storia troppo attaccata a te. Troppo attaccata. Ma sono io una zicca, ma credi, sappi tutte cose da tutto. C'è tu da fuori, i cose già, ancora ne succede chi deve venire a sapere, via mi saccio io. Ora visto? Guarda, mi vedi, un dubbio c'è tutto, ma con un dubbio. Se non è che mi metto anche due cimici in casa per sapere, capisci? Ora non esagerare. Invece è bella avere una sorella. Sì. Una sorella che ti puoi confidare, ti può consigliare, ci dici i suoi problemi. Ah, magari a Dio l'avesse avuto io una sorella. Vuoi a Maria, da pigliare, No, per favore, lascia stare, non mi dica. Pensiamo a Dio. Senti che guarda, che fa? Ma quale sciuraro Pablè? Parblè. Io qua sono arrivato e di Federico sono il cognato. Ciao Federico. Piacere, Peppino Scirocco. Tutto il caso il oggi. poeta. Piacere, Alfredo Tramontana, detto un scannatore. Ebro. Vedi, spavoloso stai andando. Lascialo stare, sì, non mi come. Io mi chiamo Alfredo Tramontana, proprio così. Sì, è un carissimo amico. Ma capito, nervoso. Che c'è? Come mai sei nervoso? Maria Che Ca, c'è? Maria. Maria Ca, ah, perché se n'è andato da qua? Io non stamattina che qua. Non sei andato proprio. Aspetta qua, la chiamo. Maria, c'è tuo marito. Non senti. Maria! Bastardo! Corna si merita, avanti, dai, amore. Ma non andiamo! Che andiamo? Quanto non ci sta faccia per esistere? Non parliamo di certe cose, per favore, non complichiamo la situazione, non facciamo cose di cui un giorno ce ne possiamo pentire. Federico, ma per caso tu sei dell'ausa sponda? Senti, che poi parlaste con me solo, Vedi che io, tra sti cosi, sogno una belva, sogno una tigre. Wow! E allora? Sbranami, tigre. Ma che sbrano, fiamma, che non esce fuori di testa, fiamma? Che stai facendo? Ma fiamma, ma Dio, poi c'è, dai, per favore, perché, fiamma, vedi queste cose, per favore, non mi deve sentire come lo faccio, dove capo, Dai, Federico. fiamma, secondo me non voglio guardare, signore, ma che sono queste scocce, fiamma, mamma mia, Fiamma, capisci che hai se mi si irruccia? Ma che schifo vuoi? Fiamma! Ma che sono... Oh, sì, fa, santo liberante! Ma se la vogliamo andare! Ma Fiamma, ma davvero sta dicendo di testa? Cioè... You don't care if it's wrong or if it is right. E allora facciamolo qui. Fiamma, che facciamo dentro, compagni le ricette di... Vai, Federico. No, facciamo dentro! Sonaro! Sonaro. E qui? Chi è? Federico Iaga sogna. Oddio, mio marito! Come facciamo ora? Come facciamo a Tuo marito! Fiamma! Manteniamo la gamba! Manteniamo la gamba! Mucciati! Fiamma! Mucciati la gamba! Fiamma! Mucciati! Come facciamo? Muta! Non ne avevi visto! Guarda che fai! Non c'è tempo! Va di tutto bagno! E come fai tu solo? Non ti preoccupare! Come non ci fare capire niente? No, cerco come tu ti comando! Cerco come tu ti comando! Grazie, No, piedani! Non c'è da dare manco l'acqua! State muta! Arrivo! Federico, apri.
Guarda, sta questa, ma la sta bucca, chi sta? Arrivo! Arrivo! Alfredo! Federico! Ma cerca bene, non hai avuto tempo per me cancio, non me lavo! Avanti, come mai tu sei qua? Avanti, che mi sta a fare? Dimmi. Che vieni a fare qua? Io dissi, figlio sulla stanza letto, mi restavano da fare l'altra stanza, sì, ora non hai niente da fare, vai dai, ci finisci. Per questo che non mi ruba testa mia, certo, non sapendo che tu hai a fare. Ma insomma, io per stare 10 minuti in sottovoce a stare a casa, che schifo devi fare? Ma riditi, non temo. Tu trovi una bella figliola, che ti sa fare tu su bezzetta, che ti tratta buono, che ti accudisci, che ti cura. E che mi ruba testa come fai tu? Oh! Ti faccio presenti, caro Federico, che concetto è da? Cantagliamo concetta! Che l'ha intaccata con cucchiaia sta concetta? Andiamo subito. Ma che ci vuole? Cassuto, è da caruso aspetto. Ma perché non tornai invece? Perché non tornai? Oh. No. Vediamo se non riesci a mi spiego per partire. Brigati. Brigado. Attende da batti. Te canci, io finisco qua e poi me ne vai. Forse non ne capiamo. Tu te ne andare subito. Te ne andare fuori subito. Oh. Io andare non mi faccio a babba, non mi va bene, fammi mettere queste cose in tuo sgabuzzino, viato. Guarda, ti sistemo. Ma tu perché aspetta a cacco tu no? No, io non aspetto a tu. E allora? Capì? Io è mucciata a cacco Ma non è mucciata a mia parte. Maria. Che è un maschio da femmina. Buono. Non è nel maschio, te ne andare. Te ne vuoi andare? Senti, Federico, fammi mettere queste cose allo sgabuzzino. Finisciamo del sistema dopo e poi se ti vuole perché me ne vai. Avanti. Ma quale sgabuzzino? Lascia stare, mi sistemo io. E ti sistemo tu? Sì, mi sistemo io. Non toccare. Ok, vai. Ma capito, ora devo vedere. Ma perché non ci posso tornare in tutto cesso? Perché c'è io? Va bene? Mamma mia, ma stai facendo il coglio? Ma che frate complicato che hai, io sono operato. Ce non mi potevi dire prima. Vabbè, non dico ora, non puoi andare. Quindi io stai assai in tuo cesso, quindi non puoi andare. Vabbè, tu stai in tuo cesso quanto vuoi e ti pare piace. Io mi faccio da fare, che 2 minuti stai in tuo cesso tu e 2 minuti che ci vuole io per comprare. Cercami tu vai, Ma ne vai, Mattini, madonna mia che complicato, mizzica. Santo Lobrante, guardate queste cose come chatte, come una peggi. Cara mia, fa bum bum bum. Cara mia, fa bum bum bum. Quando passa tu. Cara mia, fa bum bum bum. Oh signori, come stanno scemando sti canni? Oh signori, come mi stanno scemando sti canni? Chi sta a veste femmina, signori? Oh gioia, tu tesoro, figlio, mazzattato. Guardate che pelere femmina e che ciauroni. Oh, c'ha tutta la mia vita. Quando vita di 4 cottigliate sgraziati ci ne dire che le infrancesari. Gioia tu tesoro, cori. Oh, che figlio dorato, gioia. Guardate che femmina bella. Ma la nuova mia non te cannarini. C'ha bucciucca. A buccio non immaginare che cosa che no. La mia fa bo. Quando pazzo. La cara mia fa bo. Quando c'è, stai da. Ahimè. E chi è? E chi sta un pantalone uomo? E non è a sua misura. Oh, Federica, sola, non poteva non sì. E che sì, chiamate scennuto, come si chiamano? Guardate che passa. E che stone bastino che fa? Madonna, pare mi sciazzaiato. Che schifo. Federico, telefono. Non rispondere, Maria non risponde. Come? Ma che c'è sta casa, Santo Lobrante? Come ora? Oh mia dolce fior di loco, tuo marito è arrivato. Come un ciuciolo spagato. Maria!
Niente, Peppino, Peppino, Questa casa dove stavo, da becco dove stavo. Usavo da qua. E poi dal colle immerso io stavo nell'acqua gelida giaceva. Da là, da lì, da lì, da là. Sì, da domani parliamo, siamo a Sanremo, già finito. Da lì, vedi l'universo e tutti i suoi pianeti, Saturno, Giove e Marte. San Matto, cosa che un cristiano con gioia ora mi porta tutto che... E dove il fuoco arde, la carne urla, punto. Maria, il fuoco arde, la carne urla, Maria. Peppino, lasciala urlare. Scusa mia, lasciala urlare. Non me giurare i fari. Vuoi tu dunque dimmi cosa dobbiamo fare? Niente. Ti pigli un bello catapasso mudebbe muro, tu piazzo sopra panza, buggi una picca d'uoglio e tu etti sopra. E vedi che ti cammi. Figliolo, io non sopporto più. Ma tuo frate se ne andava? No, me frati ancora a casa. E allora perché non ne andiamo? Oh mia dolce troiana, andiamo nella nostra tana. In tadana manni c'ha troiane tesoro. Sette te scrivi. E scrivere Dopo, sempre. scrivi. Sempre, sempre, scrivere Scrivi. E poi mi fai una testa così, che poi sì. No, Federico. Oh Federico, cosa stai tu a fare una caincia? Perché io me ne nare pure. Forza, quando vuoi esce ti dire una cosa importante e poi me ne vai. Ah, importanti. Molto importante. E poi te ne vai? Sì, ti giuro che me ne vai, dai, forza ne esce Ma una sicuro caincia. che te ne vai? Sì, dai, la vuoi a fobbicia. Eccomi qua. E allora, avanti. Sentiamo questa cosa importante. Perciò, Federico, Oh sai... Federico, hai evacuato dalla tua fonte gentilizia tutta la tua essenza? Cummazza, che tu cummazza. Sì, caro cognato, ho evacuato. Io ho evacuato talmente tanto che almeno per 5 anni non ci sono c'è del Traseri. Signor bello, come non sei in sostanza c'è Fedu, capisci? Ora settiti. Sì, questo l'ho capito. Oh, settiti. Federico. Oh, Federico. Sì. Vedi che telefonoi una cetta Valentina. Valentina. Sì, una cetta Valentina telefonò. E che vuol dire? Oh Valentina vestita di nuovo, come le gemme di Biancospino. Dimmi, è bella come lei. Federico, chi è costei? Peppino, perché non ti fai i cazzotoi? Ah, vedi? Che Ma come hai cagato un cecchista? una bella rima. Chissà. Scriviti la me da scorda perché è troppo bella questa, mentala dopo. Perciò Federico. Ecco, perciò, vedi che sta Valentina che telefonoi? Dici che tu la conosci. Io la conosco. Sì. Ma quando mai? Ma che stai Federico, fai tu scudasti? Non me lo ricordo. Non è possibile che non ti ricordi, perché disse che tu ce l'ha stato un messaggio in tua segreteria. E ci diceste che voi partire così andiamo a sto viaggio. E avete partire insieme per un viaggio. È impossibile che tu scudasti. Forza. No, non me lo ricordo, va bene, non me lo ricordo. E hai una testa da un tsunami. Insomma, ma perché non me ne andate piuttosto, Maria, a un inno che Federico aveva fare. avanti. Maria, bella come una rosa. Ma perché non andiamo a casa? Che pure noi facciamo qualche cosa. Scordattillo. Uno giù montato con un pezzo. Stavo zio com'era io, bella. Io sono qui e tu mi vuoi, bella e calda come piace a te. Io sono qui e tu sei lì, sono pronta adesso baby, ti dissi. Io sono Valentina. Oh mia dolce principessa. Ma perché non mi chiamo Federico? Maria, vedi che sta spuppando tutta. Maria, fermalo, Maria, Ah, fermalo. Pappino! Puoi camminare una sua volta? Perché? Cerca che non ti muovi e non tocchi più niente, stai un caso asciughiami. Piacere, Valentina. Sono io, Maria. Oh, Che piacere. sentivo per telefono, sorella di Federico. Che sei bella, Sei tu, figlia. Federico. Sì, piacere Federico. Madonna, che ciaurone. No, che Federico, dici qualcosa che fai? Rispondi tosto.
Madonna mia. Madonna mia. Ma zitta. Vero? No. Questa pazzina che bella! Si sta sbagliando. Io e Federico dobbiamo fare solo un viaggio assieme. Sì, domani parliamo, ma che fanno? Cominciano di vedere e poi da dentro, che tazzino sono? Sempre se ci mettiamo d'accordo. Oh Federico, prima con un sconto, io sono sicuro che poi mettete subito Ma d'accordo. senz'altro un accordo lo troveremo per fare questo viaggio assieme. Domani No? mi sono peggio, che sono Senti, Sì. ma dove passeremo queste notti di passione? Oh, io sento un rumore un cesso, parble. No, sto scapuzzino, Ah, sto scapuzzino. Che stavi dicendo, scusa? Dove andiamo? Ma in un posto qualsiasi... Dove vuoi tu per me va benissimo, no? Scegli tu. Io sento un rumore un scapuzzino, Ah, parble. mi dite che cesso! Ma che confusione. Che confusione che fa? Ma potremmo andare su un'isola? Guarda, va Sì, benissimo. e Federico sarà il tuo Robinson Crusoe. Simpatico. Ma dici che cosa? No, signorina, un dannato. Scegli tu allora dove hai detto che andiamo? Ma- Magari... Potremmo andare alle Barbados? Sei per Vados, che bel posto. Buono, però sono ricordati di porto il rasolo, perché da sono tutto sbarbato. Va bene. Oh, ma io sento un rumore un cesso. No, parble, sono... Ma state un momento, fate silenzio per favore. C'è rumore nel Un cesso. momento, scusa Valentina, io vado di là un attimo, sistemo due cosini, mi preparo un attimo la valigia e sono subito da te. Non mi farò aspettare tanto. No, No, io non sono abituata ad aspettare. stai tranquilla. Figlia, ci sono io, si accomodata. Non mi impressionati, Signorina non mi Valentina. preoccupare. no. Ma vedo io, avanti, come stai? Ci posso buttare qualche cosa, tutto che non vuole lei. Oh, signorina Valentina, ha una calza sfilatina. Mi faccia dare una toccatina. Senti, Peppenello, vuoi il rutto cordicello? Ecco. Oh, signora Maria. Come succedeva sto fatto? Si saranno sfilate mentre venivo qua. Ho fatto tutto così di fretta. Gioia da me vita, Ma vedi? dove le posso cambiare? Venisse con me, andiamo in tuo bagno e agganciamo subito. Maria, il tuo bagno, no, perché il è tuo vero, è bagno... inagibile. Andiamo in tua stanza da letto, così approfitto e ci posso vedere la sì. casa. E l'accompagno pure io. Peppino, Sì. ti dissi, smettila, se nunca ti spacca a testa. Allora portagli la valigia. Dammi la giavotteva valigia. Oh, sì, mi rifaccio anche il trucco. Tutto che tu Signorina, se si vuole fare la doccia le posso pizzafonare la spalla. Senti qua, Peppino. A voi per caso un pede con me e poi te ne esci a scappa con i radappi? Prego. Grazie. Mio marito è un giocherellone. Peppino, Sì. guarda che fai. Ne voglio avere una vita, Calma. voglio avere una vita. Lo confesso, la forza. Stessa certa da una parte, però la verità la puoi risparmiare, vedi, la puoi risparmiare perché ti va millo bene, ti dico tutta e la io verità. non ti abbandono più, non ti abbandono e non ci come vedrai stiamo più né a facendo me né a tuo E figlio. guarda, dice che cosa? Capisti, sei messo d'inferno. Calmati. Ora ti dico tutta la verità. E forza, dammilla. Ma io non rinuncerei mai a te, a mia famiglia, un amante. E allora se Vai, non hai ma- davanti, chi hai, dammillo. Ti sei messo d'inferno. Succedeva, fiamma, io passai 6 mesi duri, durissimi, bruttissimi. Per colpa Per colpa? per colpa di una diagnosi sbagliata. Ecco, tu dissi. I medici avevano diagnosticato una brutta malattia. Oh, E una cosa di chi se non mi dici niente? ma che capisti? Non la via io sta brutta malattia. No. Federico la via. Ma tu non ce ne riusciva a questo. Ma che sei Federico? Che sei... Federico la via. Federico, è vero, Federico. È vero! Vero, ora che ci dico? 6 mesi, sì, vero, 6 mesi. 6 mesi a combattere con questa dura realtà. 6 mesi a chiesto da mattina a sera che mi fece stare una testa d'alba. E se non era per la sua compagnia, se non era per sta grande amico mio che mi stava vicino, io non l'avrei superata questa crisi, credimi. No, io non ci credo, guarda, Come non ci credo, la verità dire la verità che non ci credo. Non ci credi? Perché non mi dicisti? Perché non mi dicisti? Federico, Perché non mi dicisti? Federico, perché non ci dici? Perché non ci dici? Perché non- Perché non ci dici? Ah, perché?
non fare preoccupare. Non ci disse manco niente a me solo, ma non faccio preoccupare. E guarda, e fu un bene. Perché dopo approfondita analisi, una cugina che non aveva niente. Capisci l'analisi? Non aveva niente. E capisci? Sti gran figlio di buona madre mi fece pigliare una botta di cazzo per niente. Niente. Ma come poteva battere per crociera, sapendo come gli amici miei stava morendo? Io non rigira più la testa, ma credere. Va bene, ci credo, ma se è così, i 10.000 euro da crociera che fine fecero? A uno solo. Sì. A cucinasti, Alfredo, a cucinasti. A Federico! No, ma si tratta di un non un prestito sociale. Sì. A Federico ci viene. Che significa? Dicelo tu che significa. Dicelo tu. Io, a me quando parlo non mi crede mai, dicelo tu. No, mia. Sì, quando io seppi che aveva questa malattia, una regia. E quindi decidete di andare a New York, dove c'è un centro, un laboratorio specializzato. Però ci volevano soldi, ci volevano qui 10.000 euro per andare a New York. E così... Ci prestai i soldi io, ci prestai 10.000 euro. Io, metti amico che io, se non ci faccio io, non ci faccio. Capisci? Ma chi tu non capisci? Tu ci prestasti i soldi, però come disse Federico, io non ci sei vero. Quindi ora ne può dare questi 10.000 euro, no? Ora li ridugna. Certo. Giusto. Li ridugna. Che ridugno io? I 10.000 euro. Tu non capite, delle più volte che ridugno? I 10.000 euro. Che ridugno? Aspetta, con calma. Ma voi no, ma fai una segna, a sto punto è necessario. Certo, così la nostra crociera è salva. L'assegno. Un assegno. Sono un assegno. Ma chi è che c'ha? Sono emozionato. Mi emozionato, era malato la mia vita. Va bene, ma lo faccio stesso. Però mi raccomando, questo assegno si chiama pesce. Si chiama pesce, va bene? Ma siete calmi, ma significa questo assegno si chiama pesce? No, Federica, tutte le assegne che ci donano un nome. Questo caso si chiama pesce. Ma non mi interessa, basta che non ogni l'assegno. Mamma mia, non mi fai reggere. No, ma questa è l'amante, poi l'amante. No, ma allora ora? Sì, appena vediamo sotto la crociera, tu già l'assegno, Cai. Pesciuzzo, non guarda anche. Che sei contento, Federico? Grazie. Vedo come non dogna. Federico. Meno male dopo che passavo sofrati. Federico, perché che passa? No, io non mai passato e passato. Signora, abbiamo, vedi che bello femmina che frequenta me frati. Vero, ha ragione, vero. Non vi durava un po' maritati. E io non potevo l'una da battere, E io che non sapevamo fece pigliare lei tutta dabile, che sapeva che aveva una bella moghierichista, una pelera. Una moghiere. Io ho un figlio. Pure un figlio. E ora partiamo tutte e tre e sì, fa crociera. Madonna, andiamo lì, cammina. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci, figlio. Una cosa di amore e di passione. Ciao. E noi invece quando andiamo a Barbados? Ma noi, guarda, ho la valigia pronta. Andiamo allora. Andiamo che c'è una palma tutta per noi, una palma che ci aspetta. Andiamo, spalmiamoci sotto la palma. Andato sotto la palma. Ciao, tesoro. Ciao. Valentina, ciao figlia, ciao. Divertitevi. State un mese, 2 mesi, ritornate in 2, in 3, in 4. Ma che è la palma da Marocca? Ma infatti andiamo, cara. Ciao. Tu buttaste uno solo? Sì, tutto quanto. Ma è una palma da Marocca. Alla Marocca, ma che dici? Ti pare che sono una motti fame come a noi? Che dici, Barbados, se non hanno? Io ora? Vai ad apri. E qui è stura. E chi è? Scusate. Buongiorno, così. Come buongiorno? Che non mi conosci più? Sei Concetta? Certo, sono. Madonna, una salute, se che facisti? E chi sto io mezzito, l'amore fa miracoli. Molto lieta, Maria Barone. Ma Concetta! Sì, non mi mandano di gusto e nella casa mi pigli valigia, sai, andiamo a maritare a Parigi. Bravo, facci sto buono! Che
visto Monchiano su la Torre Eiffel? Madonna, su Maffello se ne chiamano, no? Sì. Arrivederci Peppino, arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci, Concetta, ciao. figlia. E ancora Mi complimenti. raccomando, saluto a Federico quando mi dice. E non ce la fatti, io potessi che può conciare. Già dire non mi fa più buci per curare l'amministrazione. Allora se nanno, e siga, grazie a Dio. Ma non è una fellì. Ma quale figlia, ma stato dovuto dire che se ne andano tutto quanto e noi restiamo con una mano da rete e una davanti. Oh, cara Maria, loro se ne sono andati via per diletto, oh mio dolce confetto. A noi ne restavo a stanza da letto. Parblè! Senti qua, oh mio dolce pupetto. Dimmi. Comincia a andare a casa e riscaldo il letto. Io ancora che ho tutto fare da fare e poi vengo. Sì, mio dolce confetto, vado a casa e ti aspetto. Sì, aspettami, Gioia, che io ora arrivo. Ciao. Ciao.